vi ringrazio e dico continuate così. Ecco, quindi sì, la struttura mi fa piacere che venga utilizzata, è stata un'ottima intuizione realizzare quella struttura. No, allora l'amministrazione organizza una gita il 29 e 30 aprile. Andiamo giù a Cascia nei paesi terremotati, raccoglieremo un po' di fondi e andremo lì a portarli di persona. Questo contatto è nato perché il nostro comandante dei carabinieri Marco Florio è originario proprio da quelle parti, quindi avremo diciamo, un contatto direttamente con le associazioni del territorio e l'idea appunto di portare il nostro piccolo contributo direttamente a mano, diciamo, senza fare tanti passaggi, perché poi alla fine quello che conta è che i soldi arrivino dove veramente c'è bisogno. Quindi vi invito adesso se tu Presidente vuoi raccogliere le adesioni, faremo una fogliera anche due. Se volete. Abbiamo programmato 2 giornate, il 29 e 30 aprile, poi il 1° maggio le feste, quindi si può stare a casa. Stiamo raccogliendo le adesioni, quindi io direi per voi dell'Avis fate riferimento a Gianni, gli mandate un messaggio, lo chiamate, lui raccoglie chi è disponibile a venire, si parte in corriera e si tanto anche con orgoglio e anche raccontato con gli Avis e dopo ci saranno anche i medici, soprattutto anche la dottoressa Benetton. La comunità di Colonia ringrazia l'Avis e soprattutto